Completamento del tratto agrigentino della nuova statale 640. Forse ci siamo. Lo scorso mese di luglio il sottosegretario ai trasporti Simona Vicari, accompagnata dal deputato regionale Vincenzo Fontana, aveva effettuato dei sopralluoghi nei cantieri che interessano la provincia di Agrigento, assicurando, dopo aver sentito i responsabili della ditta, che i lavori in questo tratto della nuova 640 verranno completati entro la fine dell'anno, ovvero entro il prossimo 31 dicembre. Dalla visita del sottosegretario ad oggi, nei luoghi interessati si è lavorato senza sosta con gli operai presenti lungo il tragitto dal distributore Erg in avanti verso Caltanissetta. Una promessa, quella dell'onorevole Vicari, che sembra davvero sul punto di essere realizzata entro i tempi annunciati. C'è da dire che Simona Vicari una promessa l'aveva già fatta e mantenuta riguardo i semafori di Contrada Petrusa. Chiamata in causa dopo un lungo calvario per gli automobilisti intrappolati sotto il sole, una vera e propria odissea per raggiungere le località balneari, il sottosegretario aveva annunciato la rimozione dell'impianto semaforico entro Ferragosto, cioè nel periodo di maggiore traffico, e così è stato, grazie all'utilizzo della nuova bretella in prossimità del bivio per Contrada Petrusa. Ma adesso si guarda con speranza alla promessa più importante che interessa il completamento dei lavori e l'apertura dell'intero tratto a 4 corsie. Come si vede dalle immagini riprese dal nostro operatore, nei cantieri si sta lavorando per recuperare il tempo perduto. Ci si rende conto che d'ora in avanti si andrà incontro alla brutta stagione e potrebbe diventare impossibile completare l'opera entro la fatidica data del 31 dicembre. L'augurio, naturalmente, è che le condizioni del tempo possano mantenersi discrete. Sui lavori in corso e sulla loro conclusione abbiamo ascoltato il direttore regionale dell'ANAS Sicilia. Il sottosegretario Vicari, venendo da queste parti, ha parlato di completamento delle opere nel territorio agrigentino entro dicembre. Ce la possiamo fare? Ma questo è l'impegno che il contraente generale ha assunto, soprattutto per quanto attiene l'asta principale. Ci possono restare delle opere complementari che necessitano di completamento, però l'asta principale significa completata entro la fine dell'anno. Quindi è una bella notizia per gli agrigentini? Direi di sì, non solo per gli agrigentini. Ovviamente stiamo parlando del tratto agrigentino. Sì, certo, ma dico per tutti coloro che percorrono questa strada, perché assumerà sicuramente un asse di collegamento molto importante una volta che è collegato con la 19.